Non devono ragionare in termini di mera convenienza economica, devono valutare chi è il loro interlocutore, devono valutare qual è il profilo reputazionale del loro interlocutore. Non dire semplicemente faccio affari con lui, non mi interessa se è mafioso, lo faccio solo perché mi conviene. Il messaggio sulle mafie e sulla legalità agli studenti presenti nell'aula delle 9 Mestre del nuovo capo della Procura di Venezia Alessandra Dolci. La criminalità mafiosa, seppur in forme meno visibili rispetto ad altri territori, è presente anche in Veneto perché oramai è radicalizzata. Le mafie agiscono soprattutto nell'economia, infiltrandosi in settori produttivi quali l'edilizia, l'immobiliare e la ristorazione, sfruttando contesti segnati da irregolarità e scarsa trasparenza, sottolinea la Dolci. Certamente però posso dire che la criminalità organizzata è particolarmente attenta al settore delle piccole imprese. Ora, c'è un aspetto da cui dobbiamo partire e fa riflettere. Non è la criminalità mafiosa che ha conformato di sé la criminalità economica, ed è il contrario. Così nel corso della prima delle 3 giornate sulla legalità in Veneto, organizzata con la Prefettura da sempre in prima linea nel monitoraggio della prevenzione delle infiltrazioni mafiose attraverso il controllo delle licenze e delle autorizzazioni commerciali, iniziativa della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. L'obiettivo della Camera di Commercio con il protocollo d'intesa appunto con la Prefettura è proprio quello di far conoscere ai giovani questi rischi, perché appunto per evitare che le imprese sane possano essere contaminate da questi fenomeni. La legalità non è una scelta ma un principio da rispettare sempre, conclude il capo della Procura di Venezia salutando gli studenti. Li ringrazio per essere stati presenti perché è importante per loro conoscere le mafie per poterle riconoscere quando saranno inseriti nel mondo del lavoro.